Ciao amici e bentornati per questo 56esimo episodio, che è un episodio bonus, dato che eh, ultimamente non ne ho creati, quindi ho deciso di farne uno extra per oggi e ci troviamo appunto pronti a iniziare la grande battaglia che deciderà le sorti di questa difficile guerra che ci ha visti protagonisti senza l'aiuto di questi malefici francesi che non ci hanno voluto aiutare. Francesi che in effetti adesso hanno il loro primo stato coloniale. Qui abbiamo delle truppe in esilio, ma non ci importa molto. Dovremo anche assaltare questa colonia portoghese. Ce la faremo, moriremo tutti. Allora, iniziamo già l'assalto. Non credo sia stata un'ottima idea, però al massimo moriamo e ci muore qualche mercenario. Allora, e qui invece tra soli 6 giorni inizierà la battaglia. Stiamo anche cercando di racimolare truppe di aiuto, di sostegno, ma anche questa impresa non sarà facilissima. Allora, forse qui ci conviene, ecco, esatto, così avere più truppe in questa zona. Sono anche un po' indeciso perché ho quasi l'impressione che forse ci converrebbe mandare tutte le truppe in Spagna e posticipare quindi l'assedio al Piemonte. Una scelta abbastanza delicata. Ad esempio potremmo usare queste come truppe, insomma, pensate per l'assedio del Piemonte. Farò una cosa, sapete. Assedierò solo Cuneo per il momento, con l'artiglieria, dato che manca l'artiglieria nell'altra armata. Quando arriverà ci sarà un esercito più equilibrato e potremo assediare entrambe le province. Allora, adesso arriva... Ah no, non è questa, è questa. Allora, vediamo un po' come sta andando il nostro assalto. Penso... non proprio bene, no? Stiamo morendo in maniera... Ragazzi, scappate, no? La cosa brutta degli assalti è che... Wow. Ok, abbiamo parecchie notizie in un giorno. Prima di tutto una successione al trono. Ferdinando I Gonzaga è succeduto a Francesco. E abbiamo già un erede che ha solo un anno però. E che è un buon erede. Dai, un buon erede. Cioè, preferisco il re. Quindi questo re non potrà certo essere usato. Ah! Ma non era proprio il giorno. Mio Dio, no! Mi stavo dimenticando che... il nostro re è qua, cioè doveva essere qua, era qua, maledizione, e il nostro Carlo Galilei è qua. Allora adesso noi dobbiamo davvero inventarcele tutte. Allora vediamo un po'. No, non era quello che volevo fare. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Ecco che sono riuscito, però così mi sto ammazzando di più del previsto. Ok, morirà tutto l'esercito. Però almeno ho estrapolato il generale. Galilei. Allora, io adesso sono un po' in difficoltà. Recluto anche questo. Pessimo generale però. Buonarroti. Giovanni Buonarroti. Vabbè. Sarò un parente di Michelangelo. Allora, comunque il fatto è che adesso siamo nei guai. Speriamo di riuscire a bloccare qua l'esercito. E se riusciamo a bloccarlo non è male.
Ok, in Kosovo abbiamo vinto. Questi arrivano il 27. Dobbiamo stare attenti che non succeda niente. Ok. Qui siamo morti tutti, bene. Vabbè, niente di così grave, abbiamo perso 1000 uomini. Va bene. Insomma, preferivo evitarlo, questo imprevisto. Ecco, il 27 dobbiamo evitare che succeda qualsiasi cosa. Quindi adesso arriva il 31. Cerchiamo di fare, ecco, di proseguire con questa strategia attendista. E io direi quindi di posticipare il tutto all'arrivo dei rinforzi, se riusciamo. Qui c'è stata una ribellione, ma per fortuna ci sono i nostri alleati, provvisti pure di un leader, perché per quanto scarso ci può essere utile. Qua riusciamo ad attaccare, non mi ero accorto di patrioti inglesi. Qua non c'è molto da dire. Vabbè. Dovremo resistere. Allora, voi arrivereste il 4. Benguela. Ok, qui abbiamo vinto subito. Dobbiamo seguire con molta attenzione quello che succede qua, perché naturalmente è la cosa più importante. Aspettiamo ancora. E qui arrivano pure 2000 uomini. Il guaio è che questi 2000 uomini sono provvisti di miglior generale. Questi sono 0 ormai. Il 12 dovevano arrivare. Qui va bene, è andato tutto al meglio. Riguardo la tecnologia io direi di attendere un attimo qua. Speravo quasi quasi di avere un bonus tecnologico. Come vedete, noi con la Francia e la Svezia siamo, e il Portogallo anche, siamo gli stati più evoluti tecnologicamente. Però speravo appunto che magari qualcuno fosse già a livello 16 tipo la Spagna è già avvantaggiata su di noi, anche la Francia, però non abbiamo ancora un bonus maggiore. Vabbè, magari possiamo attendere comunque ancora un po'. Più che altro però dovremmo anche aumentare la stabilità. La cosa migliore per aumentare la stabilità sarebbe preventivamente fare un'altra cosa, cioè impossessarci del 20%, siamo al 19%, voglio dire, ci mancherebbe pochissimo, dei traffici di vino. E come possiamo farlo? Il vino? Dobbiamo aver perso... No, scherzo. Esatto, invece l'abbiamo persa perché abbiamo perso la Provenza. Pensate che stupidaggine. I nostri mercanti sono 1, 2. Ah, giusto, non c'è nemmeno nessun mercante qua. E tra l'altro con l'espansione si sarebbe potuto anche avere qualche mercante extra grazie alla novità delle compagnie commerciali, che erano davvero interessanti, ma non possiamo rimpiangere quello che non può essere, purtroppo. Vabbè.
leader. La Francia ci offre un matrimonio reale. Che è morto? Il re di Francia? No. Non si capisce bene. Ah no, sì, è il nostro re. Che cavolo dico? È il nostro re che è morto. Ma la morte del re, tra l'altro, ci ha portato ad avere una stabilità, cioè una legittimità massima. Che questo è ottimo. Va bene. Io sto ancora aspettando che questo imperatore cioè muoia perché devo assoggettare le colonie. Vabbè. Allora, qui quant'è? 15. Aspettiamo il 13 perché poi per sicurezza facciamo pausa. Ziccate. Andiamo. (19) la nuova data. Lavori di qualità, va bene. Perdiamo prestigio anziché guadagnarne, chissà perché. Qui mi sa che non guadagniamo. No, quindi qui arriviamo al 19. Torniamocene. Vediamo dove sono le nostre navi. Sono quasi arrivate. 23. Allora. Chi sono questi? Navaio? Io sono sempre curioso di vedere quanta ricchezza hanno. Perché a me allora, vediamo un navaio, perché non credo abbiano molto. No. Vabbè, non ci interessate. Ma vediamo un po' però. Stiamo attenti qua perché non dobbiamo attaccare nel momento sbagliato. Oh mio Dio, questo cosa fa? No, 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 ho sbagliato tutto. Adesso chi attaccherà? Cavoli. Ok, siamo riusciti a impedire la follia, però. Allora. Qui non credo che riusciremo ad andare avanti molto. Quindi voi attacchereste in tutti i casi, praticamente. Sì. Siete semplicemente impazziti. Maledetti. Ahimè, qua non procede niente. Oh, bene, qui abbiamo 3000 uomini finalmente. E li possiamo mandare qua. Allora, qui è un po' una situazione strampalata. Cosa facciamo? Dobbiamo attaccare di sicuro. Però non possiamo nemmeno consentire. Allora, vediamo se riusciamo a ripetere la... Questi cosa fanno? Vanno a cacciare. 6. Io arriverei al 3. Allora, facciamo una cosa. Un giorno ancora. Ok. Hanno fatto la sciocchezza. Ok. Stiamo ancora riuscendo a tenerli tranquilli, però non so fino a che punto ci riuscirà questa strategia. Ma non ci manca molto, perché a breve... Io speravo che si riunissero queste armate. Questo è il guaio. Ecco, riunitevi. Allora, noi gli ripetiamo l'ordine.
fatto il 6, ecco. Vediamo se riusciamo a racimolarli tutti nella stessa situazione. Allora, hanno scelto però il leader migliore. No! Dovevate scegliere il peggiore. Mica il migliore. Vediamo cosa fanno. Eccoli. Non so se ho avuto una buona idea da aspettare. Allora, qui dovremmo 19, 17, 20, 20. Ok, quindi aspettiamo 2 giorni con queste. Allora, ne è passato uno che è 18, 2 e arrivano il 19. Questa sarà la battaglia decisiva. Ok, è arrivato il momento. Non abbiamo nessun tipo di provvedimento che possiamo attuare per migliorare il nostro esercito, no. E allora? Cavoli, qui era utile avere l'altro leader. Non ci sarà molto da... Vabbè, mettiamolo qua. Per il momento. Ecco, bravi voi. Aiutatemi a Cuneo. Ok, dai, siamo pronti. Il 19 arriviamo e li facciamo tutti secchi. Vero? Allora, com'è la conformazione al territorio? C'è anche un po' di montagna. Speriamo davvero di non avere delle brutte sorprese. Ok, ci siamo. L'inizio. C'è pure un attraversamento, non si sa di cosa. Accidenti. Comunque siamo in montagna. Accidenti. Beh, saremo in superiorità numerica, però sono sicuro che perderemo un sacco di uomini. Ah, per fortuna non hanno il leader migliore, grandissimi, hanno scelto quello all'ultimo momento, quello che loro ritengono essere il migliore, ma in realtà è molto peggiore dell'altro, perché si vede che danno troppo valore alla capacità di manovra, mentre io sono convinto che sia molto più importante lo shock. Il nostro ha shock e fuoco discreti, mentre il loro ha molta manovra, ma in genere è più utile. Cavoli, però la fortuna è dalla sua parte, maledetto. Ok, abbiamo fatto fuori delle navi. Io direi anche di lasciare delle flotte. Lungo il nostro percorso per bloccare interamente la Francia, la Spagna. Allora, però sta battaglia invece sta andando male. Siamo sfortunati. Allora, fatemi capire. Abbiamo un esercito molto più numeroso, però meno disciplinato e con un po' di morale in meno. Inoltre la ristrettezza sì. No, la ristrettezza non ci aiuta.
Vabbè. Accidenti. La montagna non... abbiamo la possibilità di reclutare parecchie armate di mercenari, però davvero che cavoli si fa adesso? Io farei così. Mandiamo ulteriori rinforzi, ma cavoli, questo è tutto il nostro esercito. Tariffe sul grano, Argentina, certo, le tassiamo. Pure il grano tassiamo, siamo proprio dei malefici. No, zero, ma in questo modo non andremo molto lontani. Ok, una buona volta abbiamo avuto... Ah no, cavoli, è arrivato pure il leader migliore, ecco, siamo rovinati. Non avevo notato che stava sopraggiungendo. Ecco, siamo... Cavoli, che cosa facciamo a sto punto? Stanno riuscendo a vincere. Ci hanno pure mandato... Perché siamo sbilanciati? Vabbè. Un leader assolutamente in pari col nostro. Io non so. Vediamo questo turno come va. Mio Dio. Siamo rovinati. Abbiamo perso la battaglia. Ci voleva un po' di fortuna dalla nostra parte, mentre la fortuna non lo è stata dalla nostra parte. Anzi, guardate quanto è dalla loro di parte. Maledetta fortuna. Ecco, no, stiamo davvero andando malissimo. E questo è un guaio, guardate che perdite che abbiamo avuto rispetto alle loro. Un disastro. Perché loro guadagnano un sacco di tradizione, io zero? È proprio la mia... Com'è che loro sono pure più veloci? È un guaio, è assurdo. Allora, io devo assolutamente a sto punto concentrare gli sforzi. Dobbiamo... Questi saranno così pazzi da lasciare le truppe separate, cavoli. Sembra di sì. Se riusciamo ad attaccarli separatamente, non escludo che potremmo vincere. Qui abbiamo... No, qui se non interviene qualcuno, allora vediamo un po'. Interveniamo noi. Sta guerra non mi piace. Quant'è che abbiamo perso in sta battaglia? 5 punti. E abbiamo purtroppo vanificato parecchi mesi d'assedio. Dobbiamo continuare però, io credo, ad assediare l'intera... Nazionalisti provenzali. L'intera superficie del territorio nemico. Io direi che quasi quasi questa gente qua la manderei. Cioè, mandiamola a sostegno, perché mio Dio, una strage, guardate.
Io li attacco questi qua. Io non so se mi convenga, ma li attacco. Allora, arrivano il 7, l'8. Mandatemi tutti qua voi. L'11. Dai, facciamoli fuori. Allora. Tra poco ci raggiunge anche con l'altro cardinale. Vabbè, avremo un'altra battaglia. Purtroppo qui, come vedete, i portoghesi hanno ripreso a reclutare uomini. Mio Dio. Speriamo che non vengano aiutati. Qui il territorio è più favorevole. No! Andalusia. No, 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 no. Che cavoli di idea è sta qui? No! Ribelli in Andalusia non ne posso proprio vedere. Perché perdiamo pure... Sì, la fortuna non ci sta aiutando in questi momenti di grave calamità. Se riuscissimo a vincere prima del 31 avremmo anche un beneficio nel morale davvero importante. Però... Ok, abbiamo vinto e abbiamo il beneficio al morale molto importante. Voi dove andate, maledetti? A Madrid. Voi avete quello peggiore di generale. E noi andiamo pure a far fuori gli altri, ma... grazie Francia. Per fortuna questi me li fai fuori tu. Allora... Io non so più che cavoli qua. Com'è il territorio qua? C'è un crossing. Deserto, montagne deserte. Questa non ci ha portato fortuna prima come provincia, però adesso saremo più avvantaggiati, si spera. Ma non è vero, non lo siamo più avvantaggiati. Io non so se fin dove vanno questi più che altro. Se ne torneranno a casa, non si sa. Abbiamo i soliti danni. Ecco, adesso gli arriva pure il leader migliore. Oh, finalmente l'Algarve. Però non possiamo ancora far pace, questo è il guaio. Che situazione da panico. Qui siamo molti di più, ma purtroppo l'ambiente è ostile. Nonostante questa volta abbiamo avuto più fortuna, noi non aiutano. Noi abbiamo anche l'artiglieria, loro non hanno niente in seconda fila però. Che cavoli. Ma è assurdo, è davvero assurdo. Poi ci arriverà un esercito pure di... Non è stata una buona idea, dai, torniamocene subito prima di avere ulteriori perdite qua. Oh io, no, 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 ah sì, no. Non abbiamo... Voi siete rimasti indietro! Maledetti. Insomma, qui verremo distrutti un'altra volta. Poi stanno tornando, mio Dio. Allora, vediamo un attimo, ci servono altre unità. Pure il tercio, come si chiama? Vogliamo
davvero rovinarci. Oh. È meglio aspettare che si trovino in una provincia più vantaggiosa. Allora, però non possiamo starcene qua. Andiamocene qua, perché questi ribelli credo che tra poco non ci lasciano più scampo. Dove state andando? Ok. Adesso che non ci sono più questi, in teoria siamo avvantaggiati. Molto in teoria. E questi ci fanno fuori. No, non ci fanno fuori, li facciamo fuori noi. Dobbiamo trovare il modo, ma ci fanno fuori noi. Li facciamo fuori noi. Allora, vediamo un po'. Sono curioso di vedere dove scappano. Questi vanno in Alenteio. Allora, questo è l'Alenteio. È tutto deserto. Va bene. Allora, vediamo cosa farci di questo tizio. Allora, andiamo a, prima di tutto a sbarazzarci di questi, perché poi vediamo se... No! Cavoli, me ne ero pure dimenticato questi. Purtroppo la battaglia decisiva non è stata a nostro favore e questo creerà uno strascico, insomma, questa guerra non finirà mai. Oh mio Dio, Shan cederà... Il Tibet? Va bene, sono contento se il Tibet si espande. Vabbè, voi andate pure qua. Abbiamo liberato Ragusa. No, sono andati in Savoia. Io speravo che arrivassero in Piemonte. Questi invece torneranno indietro. Ma perché la Francia gli ha dato l'accesso? Non ho capito bene. Fa un po' un doppio gioco. Doppio... no, 8, 14. Mio Dio, per un pelo ci arriviamo. In tempo, va bene. L'Algarve è, penso, il luogo più ideale che possa esistere per fare una battaglia, quindi ci potremmo salvare, insomma. Com'è che adesso stiamo ancora guadagnando? Ah. Ok, meglio. Questi guadagni sono molto difficili da prevedere. Allora, vediamo un po'. Carlo Felice. Vabbè, abbiamo qualche possibilità, però il fatto che loro attacchino comunque mi spaventa un po'. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Ah! No! 1000. Scusate, che livello militare hanno? 16. Noi abbiamo il 15. Ok. Non lo so, forse ci conviene negoziare la pace. No, non lo so. Mio Dio, ma che razza di situazione. Abbiamo un soldato qua. Sì, i mercenari sono morti, scomparsi. Vabbè. Questa guerra non sta dando proprio dei buoni risultati. Non so se avete anche voi questa impressione, ma come facciamo a perdere pure così? No, no, non possiamo... Ma poi noi abbiamo pure la seconda fila e questa è la cosa.
che mi lascia più perplesso. Ma io volevo, come facciamo? Gli lasciamo andare avanti nella colonizzazione? No, non ce lo possiamo permettere nemmeno questo. Però qui siamo a meno 42.000 uomini. Meno 22.000. Allora, ma il bello è che siamo pure in attacco con delle truppe d'attacco noi. Invece loro devono avere truppe di difesa, perché... No, devono avere anche loro quelle d'attacco, perché... Ma ragazzi... Vabbè, andiamo avanti ancora... Ok. Magari potrebbe ancora cambiare la situazione, però... Allora, richiamiamo perché... La situazione è talmente terrificante che... Temo che dovremmo siglare una pace, perché... Mio Dio, ma perché? Perché perdiamo noi? Qui va meglio. Per fortuna riusciamo ancora a vincere contro i nativi africani o cose del genere. Oh, sta un po' andando meglio, non so perché. Non è ben chiara la cosa. Ma mica tanto. Tra l'altro la fortuna non ci assiste quasi mai in questi... 2 a 6 ancora. Dai, un po' di fortuna. 2 a 2. Ci vuole un 9. Fai un 9-2, che quello ci farebbe davvero... 9 l'abbiamo fatto questa volta, ma... Vabbè, combattiamo fino alla morte, dai. Allora, abbiamo... Guarda, non... Abbiamo perso? Come abbiamo perso? No. Ok, per fortuna è il 30 aprile. No, qui stiamo davvero rischiando la sconfitta totale. Non sembrava proprio così vicino. Perché abbiamo perso? Beh. Si è annientato il colpo. Vogliono un rimpiazzo? Sì, vabbè, ci rimane il rimpiazzo. Guyana, che cavoli di necessità può avere la Guyana? Io non lo so, non mi ricordo. Vediamo, è tutta cultura lombarda. Ah no, anche qui. Qui no. Portoghese. Vabbè, però ci mando comunque un burocrate, dai. Va bene. Allora io direi che qui ci conviene andarcene a gambe levate. Forse ci conviene anche far pace. Gli chiediamo l'Algarve. Cadice. Accetterebbero pure, nonostante la situazione stia andando evidentemente. Allora opterei per una stranissima strategia. Prendermi Cadice e l'Algarve sarà l'obiettivo. E lasciar perdere Cuneo a sto punto, perché... Cosa ci prendiamo Cuneo? Allora, andiamocene tutti via, guarda. No, però forse questo era meglio tenerlo.
Vabbè. Dato che non può fare niente altrimenti. Allora andiamoci a prendere ste... Quant'è? Il 28%, non siamo così indietro. Purtroppo abbiamo perso gli altri. Vabbè. Cerchiamo di resistere finché non riusciamo a prenderci anche st'ulteriore... Quelli, il fatto che secondo me ci attaccano. Lo dovremmo scappare, tipo. Vabbè, andiamo, facciamo una specie di razzia per i territori spagnoli. Vabbè, in effetti il fatto che stiamo bloccando tutto immagino che sia un grande vantaggio per noi. E allora blocchiamocelo proprio tutto. Non quasi tutto, ma proprio tutto. Non vi lasceremo più niente, ragazzi. 24, no, non arriviamo in tempo. Mio Dio, ci hanno distrutto, davvero distrutto. Se riusciamo a concludere sta pace è già fantastico. Quindi, dov'è? Ecco, siamo già al 49%. Io spero davvero che riusciremo a combinare qualcosa di buono. E tanto non abbiamo... ci sono pure anche queste colonie. Dove li becchiamo 1000 uomini? Ci servono 1000 uomini. Accidenti. Siamo disabitati. Boh, li reclutiamo qua? Non lo so. È il posto più vicino dove possiamo reclutare qualche uomo. Ah no, ce ne sono qua. Ci sono già qua, cavoli. Allora. Vabbè, allora tu stati tranquillo. Vabbè che è ancora più lontano. Facciamo così, reclutiamo 1000 uomini qua. Che buonanotte. Allora, Svizzera, Genova, facciamo Genova, dai. Allora, il nostro obiettivo sarà tenerla lunga, resistere ormai fino a quando non potremo siglare la pace, cioè prima dobbiamo far fuori un po' di colonie nemiche, come al solito. Però ce ne vorrà di tempo. Oh, benissimo, fantastico. Allora, qui... Il fatto che come facciamo a annetterci tutte ste colonie? Questa è una bella domanda. Potremmo annettercene una al massimo. Allora... Quant'è che impiegheremo qua? Un sacco di tempo. Almeno 3 anni. Non potremmo resistere economicamente. Aspettiamo che qui si evolva un po' la situazione, magari. Non riesco più a inventarmene. Qui, tra l'altro... Siamo fuori dal range.
rimaniamo comunque fuori range, vabbè. Allora, qui siamo in territorio amichevole. Non so più. Questi se ne stanno qua, ma non posso... Non hanno neanche artiglieria, ma vincono comunque. Forse dovrei ricompattare... Ma magari... Potrebbe anche darsi che la cosa sia sufficiente, ricompattare i reggimenti. Abbiamo davvero... sì, tantissima gente qua. Io non... Vabbè, ricompattiamoli. Ok. Riproviamo, non lo so. Però dov'è l'esercito savoiardo? Sarà ormai... Ma non so. Però possiamo tenerci più vicini perché abbiamo questi nuovi rinforzi che possono darci qualche aiuto. Quindi... Dove che va? Si Navarra. Ok. Se riuscissi magari a progredire un po' tecnologicamente, potrei avere quel fire, ecco, avrei più capacità del leader, sarebbe già fantastico e ce lo posso ottenerlo questo in breve tempo. Ecco, fai il bravo. Ce n'era uno che ci interessa. Ecco questo. Forse. Non sapevamo se ci potesse interessare. Vabbè, io direi di accontentare questo. È ridicolo, sono 3000 uomini. Però hanno un ottimo leader. Accontentiamoli prima che sia tardi. Qui rischiamo anche di perdere Siviglia, cosa che non ho la minima intenzione di fare. Le solite ribellioni. Io qua ho fatto forse male ad attaccare subito perché... Per assurdo. Poi non... Attualmente non... Non posso annettere. Simpatici. E tra l'altro il fatto che mi sto indebolendo di sicuro piace ai miei nemici. Oh, ecco dove sono i piemontesi. Beh, per fortuna io qui ho solo 1000 uomini. Sì, perché mi sono messo a sbarcare qua? Vabbè. Siamo il doppio e abbiamo artiglieria mentre loro non l'hanno.
Mi volete dire perché non dovremmo vincere? Vinceremo. Vinceremo. Cacchio. Dobbiamo vincere. Abbiamo un diplomatico. Che da dove viene? Ah sì. Qui stiamo morendo in maniera oscena, quindi io direi di scapparcene. Fate i bravi anche voi, sì. Non era così importante la cosa. Allora, abbiamo una possibilità. Voi siete maledetti, se riuscite a fare qualcosa vi odierò profondamente. Allora, il fatto è che qui non si procede per nulla. Il guaio è che non ci sono i coloni. Cioè ci sono nelle province sbagliate i coloni. Qui e qui. No. I coloni li richiamiamo. Non possono stare qua. Devono andarsene nelle colonie. Ma ci impiegano più di un secolo ad arrivare qua. E questo dov'è? No, questo. Un secolo, anche te, vabbè. Il che ci dà praticamente speranze nulle di poter finire sta guerra. Vabbè, speranze nulle. Dove sono i piemontesi? Sono ancora in Piemonte. Ma si avvicinano. Beh, non arriveranno però, spero. Cioè io in pratica non ho più armate, va bene. Militarmente devo fare schifo perché sono ottavo, va bene. Dovrei essere peggio. Costa il grano. Qua come siamo messi? Vabbè. Ce la caveremo. Vabbè dai, proviamoci, ce la dobbiamo fare. Questa volta io credo che ce la possiamo davvero fare. Perché il nostro esercito non ha più quel... Oh! Mi stavo dimenticando. Ecco. Abbiamo un nuovo beneficio, come vedete. E inoltre il nostro esercito è più compatto, quindi... dovrebbe essere avvantaggiato da ciò. Mio Dio, dopodomani arriviamo. Dai che ce l'ha. 0. Grazie fortuna è 0. Tolosa. No, avevamo occupato Tolosa. Qua che cavoli succede intanto? Non si sa. Portoghese quanto hanno? 800. Perché non ce la possiamo prendere? Ah, non ho il potere militare, accidenti. Non ci avevo pensato io a questo. Però vabbè, non è gravissimo. Dovremo prenderla tra... cioè forse non l'avrei presa comunque perché il nostro bilancio ne soffrirebbe molto. Cavoli, vincono comunque loro. Ecco, siamo sbilanciati di nuovo. Qui è chi è più sfigato questa gara? È una gara alla sfiga. Oh! Ecco! Forse il turno è venuto anche per noi. Oh! No, adesso invece no. Il nostro punto debole è il morale, devo dire.
E se diventassimo di colpo protettore della fede e guadagnassimo il 10% in morale? Non sarebbe così terribile, però perdere in tecnologia neanche lo è. Cioè la mia domanda è come si fa a perdere essendo il doppio avendo un sacco di artiglieria mentre l'altro non ne ha? Una bella domanda. Dai che questa... Ma non vinciamo nemmeno adesso, no? E questo è il guaio, cioè... Assurdo. Allora, vediamo un po'. Cosa ce ne facciamo di questa gente? Io non lo so. Mandiamoli un po' ovunque. Davvero, ma perdiamo, ma... Non è certo che perdiamo adesso, Abbiamo anche qualche... Ah! No, non parlare. 0,30. 0,26. Stiamo vincendo. No. Boh. 24, 26. Dipende tutto dalla fortuna degli ultimi secondi, praticamente. Mio Dio. Ma che battaglie sono? Chi è questo? Baden? Cosa vuole il Baden? Con chi sei in guerra, Baden? Con Boemia, Ungheria. Niente, ma che guerre ci sono in... Oh! No, la Russia no. Ci odia sempre la Russia. Patrioti tartari. Vabbè. Baden. 14-8. Dai che abbiamo vinto. Vabbè. Cioè, la vittoria più difficile della storia dell'umanità. Abbiamo perso alcune pretese. Ok, arrendetevi. Questa volta abbiamo vinto noi. Loro guadagnano un sacco di... Io ci credo che cioè, vabbè. Poi io non ho più tradizione e loro vincono. No? Funziona così. Andiamocene a Lisbona, va. No, non è vero, rimaniamo qua. Quanti ne abbiamo perso? Un po'. Vabbè, chiudiamo anche questo episodio, ma... Qui, accidenti, non si è riusciti a integrare la provincia. Ah no, invece sì. Ah sì? Nuova Venezia considera... Forse non siamo riusciti a cambiare la religione, ma... No, anche la religione. Però la cultura no. Strano. Non cambia automaticamente in genere la cultura con... no, li convertono ma non sono riusciti a cambiare la cultura automaticamente. Stranissimo, si vede che erano occidentalizzati, è l'unica ragione che mi viene in mente. Si muove a Venezia, allora avrà bisogno di diplomatici più avanti. Vabbè. Oh mio Dio, anche qui hanno finito. Allora dobbiamo... Come hanno fatto ad accelerare così tanto la produzione? Mio Dio, andremo in bancarotta. Allora, vabbè, abbiamo capito che sono successe le cose molto interessanti. E improbabili soprattutto. Cavoli, adesso non so se avremo abbastanza potere. Ok. Insomma, non proprio ok, però... Allora, vabbè, chiudiamo qui l'episodio, lo chiudiamo qui. Vorrei capire un po' di cose, cioè molte cose che non sono ancora più chiare. Mio
Mio Dio, ma che esercito ha? Per avere una provincia sola a 11.000 uomini. Cioè il mio esercito è meno forte praticamente di quello di Colonia. Vabbè che l'imperatore però. Mi chiedo come faccia. Mi sa che la Francia sta sghignazzando, no? Nel vedere le nostre difficoltà. Ci dirà, volevo proprio star qui a vedervi soffrire. Disgraziati. Vabbè. Speravo di prendermi anche l'Algarve io. Alentejo, scusate. Ma sarà abbastanza difficile. Voi dove andate? Chissà dove vanno sti qua. Io qua dovrei attaccare sti ribelli. L'unica cosa che dovrei davvero fare. Perché se perdo l'Andalusia è un disastro. Allora, qui abbiamo finito. Sì, ok, abbiamo finito. Bravi. Ecco, ricordiamocene. Qui ce n'è pure un'altra, cioè, è incredibile. Di provincia spagnola da conquistare. Vabbè, penso che questa guerra non finirà prestissimo. È davvero... si è inasprita, si è inasprita. E stiamo davvero andando a perdere tanto da questa guerra perché la nostra armata ormai è più piccola di quella ottomana. La Russia invece è terrificante. Mio Dio, ma quanto sono grandi! E questi vogliono andarsi proprio a prendere sto Commonwealth che è debolissimo. Però gli costerà tanto integrarle. Per fortuna almeno avranno questo problema. Ordine livoniano non mi importa, ma la Russia non volevo proprio si espandesse. Siamo tipo già di fronte all'URSS più che alla Russia perché sta andando a espandersi davvero parecchio in Polonia. Cioè qui è difficile capire, però Minsk, Bielorussia praticamente. E poi anche in Polonia potrebbero arrivare. Va bene, dai, alla prossima.